Un vero e proprio dramma quello che sta affrontando il Friuli Venezia Giulia, le zone del Carso, soprattutto le zone di Gorizia e Trieste. Una puntata speciale quella che oggi vogliamo dedicare a Screenshot, dedicata appunto all'incendio che sta isolando il capoluogo regionale e sta colpendo alcune zone, aree boschive del Carso. Continuano incessantemente le operazioni per lo spegnimento di questi incendi boschivi che ormai durano da più di 24 ore e vedremo dopo anche nella seconda parte, quindi vi chiedo anche di non cambiare canale ovviamente, le testimonianze degli sfollati, la gente che ha cominciato ad abbandonare le proprie case perché vengono minacciate dalle lingue di fuoco. Parliamo di piccole frazioni, di Devetacchi, Sablici, Iamiano nel comune di Dobordò del Lago, Medeazza nel comune di Duino Auresina. Queste foto e queste immagini che facciamo vedere sono registrate oggi, fanno vedere la situazione che si sta vivendo proprio in queste ore in Friuli Venezia Giulia con oltre 100 vigili del fuoco in azione per spegnere questo incendio, con la protezione civile in campo per cercare di avere il sopravvento sul rogo che ormai sta infiammando. Ci sono anche 3 elicotteri regionali, c'è il Canadair, 2 Canadair arrivati dal Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, insomma una situazione veramente terribile che non si assisteva a memoria d'uomo negli ultimi decine di anni. Quello che preoccupa nel corso della notte sarà sicuramente l'innalzamento delle polveri sottili che hanno raggiunto livelli superiori. Oltremodo, lo sentirete nell'intervista all'assessore Scolcimarro, per quello l'utilizzo in 6 comuni della FFP2, tanto ricordata per la questione della pandemia, che adesso torna utile appunto per cercare di non rimanere intossicati. E soprattutto la raccomandazione, lo facciamo noi, ma lo sentirete anche dai politici, di non muoversi da casa, assolutamente, se non per strette necessità, sia perché va da Udine verso Trieste o da Trieste verso Udine, in quanto le arterie autostradali e stradali ovviamente sono bloccate, sono ferme, ma anche per chi deve uscire dalle proprie abitazioni, proprio in quei 6 comuni che sono maggiormente colpiti dall'incendio. Allora sentiamo la testimonianza dell'assessore Scocimarro ai microfoni di Daniele Paroni. Assessore Scocimarro, la situazione di grande emergenza, le chiedo i dati sull'inquinamento e le PM10 presenti nelle zone di emergenza. Purtroppo l'ottimismo di ieri ha lasciato il campo ai dati, ai noi non buoni, perché nella notte con le escursioni termiche ovviamente che avvengono appunto ovunque, il particolato, le particelle ovviamente hanno aumentato di intensità e hanno raggiunto in certi casi anche 30 volte di più di quelli che sono i limiti di legge. Ieri erano 5 volte meno i limiti di legge, oggi siamo molto di più, ma di notte. Quindi l'ARPA sta facendo i salti come le cavallette, nel vero senso della parola, andando da un comune all'altro a monitorare le situazioni. Diciamo che di giorno con le termiche calde, si sa, sono i bambini, l'aria calda sale, di conseguenza tutto questo inquinante viene meno, quindi di giorno la situazione non è preoccupante, anche se stiamo monitorando, i sindaci adesso avranno indicazioni dal prefetto di quali saranno le misure da prendere, comunque è auspicabile e consigliato per tutti mettere le mascherine FP2, dopodiché tenere quanto più possibile le finestre chiuse, soprattutto di notte, dove appunto con le termiche si hanno maggiori inquinanti superiori e di molto, come ho detto, ai limiti di legge. Stiamo monitorando, purtroppo i focolai mi dicono adesso, sono appena stati ripresi in alcune zone anche in maniera importante. È un problema non da poco, anche perché, ripeto, stiamo mettendo in campo tutte quelle che sono le forze possibili, ma contro il fuoco, si sa, non è così semplice spegnere focolai così importanti. Fra l'altro, nella zona di Duino, perché sono coinvolti vari comuni della provincia di Gorizia e a Trieste Duino,
chi ha studiato un po' sa che c'era la fortezza dell'Armada e lì sono tante bombe, soprattutto italiane, inesplose in Prima Guerra Mondiale, e queste notte sono brillate più di una, quindi è molto pericoloso anche andare sul campo. Lì c'era la linea della Prima Guerra Mondiale, quindi problema su problema, che col fuoco possono esplodere le bombe. Quindi non vogliamo fare eccessivi allarmismi, perché tutto è sotto controllo, però effettivamente, fatto i limiti di legge di 50 microgrammi, ieri le rilevazioni erano 5 volte meno, oggi sono molto molto di più, ma ripeto, soprattutto di notte. Di giorno questo problema non ci dovrebbe essere, ma se mettiamo tutti quanti la mascherina FFP2, questo problema di inquinamento non sussiste. Aspettiamo di vedere però il prefetto, la protezione civile, l'azienda sanitaria e l'ARPA e cosa andranno a concordare. Siamo in questo momento in riunione, quindi non posso anticipare quello che il prefetto andrà a diramare e quello che poi i sindaci, che sono la massima autorità sanitaria di ogni comune, andranno ad adottare per ogni singolo comune, ovviamente in maniera uniforme, tenendo presente la distanza che avranno dai rispettivi appunto focolai. Diciamo che la nostra regione Grado non dovrebbe avere grossi problemi se non alla sera, e così le altre località rivierasche, eccezione per Duino, anche questo alla sera. Quindi avete sentito insomma com'è la situazione, ovviamente situazione che rischia di diventare pesante soprattutto nel corso della notte, se ovviamente il fuoco andrà fuori controllo. Ricordiamo che i 6 comuni in cui c'è questa ordinanza di utilizzo di mascherine, di non uscire di casa, possibilmente sono Doberdo del Lago, Savogna, Sagrado, Ronchi, Monfalcone e Staranzano. Trieste, lo ricordiamo, è isolata, se non attraverso la strada statale 14, mezzi pesanti che vengono dirottati lungo la Villesse Gorizia, dalla direzione da Venezia verso Trieste, perché ovviamente da Villesse fino alla barriera dell'Isert è tutto bloccato, autostrada chiusa, e poi c'è anche quello che si chiedono un po' tutti: da che cosa è dovuto questo incendio? Ebbene, non è diciamo, ancora stato chiarito il perché e il per come sono avvenuti tutti questi serie di focolai, tenendo conto che ce n'è un altro, ce ne sono altri, uno a Drenchia ma soprattutto un altro più grosso a Resia, che rischiano di minacciare anche la parte alta del Friuli e le valli. Allora sentiamo cosa hanno detto il prefetto e l'assessore regionale Riccardi. Prefetto, il quadro della situazione a metà giornata. Il quadro della situazione che abbiamo condiviso con il vicepresidente Riccardi e con tutti gli altri presenti è di una situazione che stiamo controllando con forte attenzione. L'incendio, sul fronte dell'incendio ci sono tantissime forze disponibili, ci sono 4 elicotteri, 2 Canadair e tutto il personale dei vigili del fuoco, c'è il grande supporto dei forestali regionali e ci sono squadre in arrivo anche presenti anche dalle province limitrofe di Udine e Pordenone. L'incendio ovviamente si muove a seconda e si evolve a seconda del vento e dell'evoluzione delle condizioni meteorologiche. I vigili del fuoco stanno lavorando ininterrottamente a pieno regime e con grande dispiego di forze e di energie. La situazione del traffico è sempre piuttosto complessa, ma è stato disposto il blocco della circolazione autostradale sulla tratta Venezia-Trieste in direzione nord a Villesse e in direzione sud a Sistiana. Questo fa sì che ci sia una minore presenza di mezzi pesanti. Si sta ovviamente ancora decongestionando la fila di ieri, ma pian piano la situazione è in fase di miglioramento. Più tardi Sua Eccellenza il Prefetto consiglierà a 6 comuni dei 9 che riteniamo siano inseriti in quest'area di adottare delle misure a partire in particolare nel periodo notturno, per l'utilizzo di mascherine FFP2 all'aperto e quindi di evitare, insomma, se non ci sono ragioni di necessità, di uscire. Insomma, dobbiamo vedere, perché nel corso della notte l'impatto appare maggiore, quindi questo è il consiglio che insieme abbiamo condiviso di dare, tranne per i comuni di Grado e di Duino e di Gorizia, che riteniamo in questo momento abbiano un impatto inferiore rispetto a tutti gli altri comuni dell'area. Vicepresidente, l'area che la preoccupa di più?
Ma insomma, l'area è tutta coinvolta, però io sono fiducioso perché ho ascoltato il comandante dei Vigili del Fuoco dare segnali positivi. Le forze in campo sono tutte le forze in campo che la Regione, lo Stato sta mettendo a disposizione, e poi è evidente, ieri si diceva che è una decina d'anni che non si vede un impatto di questo genere, quindi è chiaro che noi dobbiamo governare questa situazione con la massima responsabilità, senza drammatizzare ma senza neanche terrorizzare, e quindi anche sgravare le condizioni di disagio che, come ben ha detto il prefetto prima, riguarda molto anche l'assetto della viabilità, in particolare per l'area che è attraversata dalla statale 14, che è l'unica viabilità che in questo momento collega Trieste con il Friuli. Quindi è evidente, poi c'è l'impatto dei mezzi pesanti che sono dirottati sulla Villese Gorizia, ma evidentemente poi le strade alternative sono diverse. È chiaro che noi cercheremo di fare un lavoro in progress riportando alla normalità possibile e sostenibile davanti a un evento che c'è, è importante e che, ricordo, riguarda la nostra regione, ma eventi simili, io adesso sto andando nella sala operativa della Protezione Civile, avremo un collegamento con l'ingegner Curcio, perché a partire dalla Toscana ci sono tante altre regioni che purtroppo vivono questo momento che sicuramente vede anche la siccità influire su questo. Ecco, c'erano le forze dell'ordine, i piromani, ci sono o no, Assessore? In questo momento non ci siamo preoccupati di analizzare, anche perché l'incendio è ancora in corso, le cause dell'innesco di questi incendi. Sicuramente c'è un concorso di fattori, ma non è questo il momento di affrontarlo, se ne occuperà la magistratura e le autorità competenti. In questo momento invece è importante sottolineare, e lo ribadisco, quello che ha detto il vicepresidente Riccardi: c'è una straordinaria comunanza di intenti e di iniziative. La Regione, lo Stato, le amministrazioni locali stiamo lavorando tutti assieme, stiamo lavorando al massimo delle nostre possibilità e delle nostre forze per cercare di gestire questo evento straordinario, e questo è l'aspetto importante. Siamo in riunione permanente, ci riaggiorneremo domani alle 10 per fare il punto della situazione, perché ovviamente la situazione cambia ad horas, proprio per far sì che ognuno possa dare il suo contributo e riportare la situazione quanto prima possibile alla normalità. Incendi fa rima un po', possiamo dire, con siccità, e infatti uno dei grandi problemi è la mancanza di pioggia. È piovuto il 50% in meno da dicembre in poi, pensate 7 mesi senza acqua praticamente, e continuerà così probabilmente fino all'inizio di agosto. Oggi lo sentirete anche dall'assessore Zanner nella prossima intervista, come è stato allargato l'allerta a rischio incendi a tutto il Friuli Venezia Giulia. Allora sentiamo questa intervista. L'evoluzione del fronte incendio è determinata da una serie di complessità che variano costantemente, quindi bisogna essere coordinati e attivi. Quello che vorrei dire in aggiunta è che su queste aree era già stata decretata lo stato di massima allerta per i rischi incendio, ma tutta l'area del Carso, più c'erano già dentro Grado e Lignano, ma da oggi uscirà il decreto sull'intero territorio regionale, perché le previsioni meteo non danno un quadro di tranquillità per i prossimi giorni, e quindi è meglio innalzare il livello di allerta da un lato e di cautela dall'altro sull'intero territorio regionale, quindi atteso per le ore pomeridiane all'uscita del decreto, con decorrenza domani mattina. Ma non solo sull'Isonzo, cioè noi in realtà siamo costantemente fuori con tutti gli operatori disponibili, siano quelli dipendenti dei TPI, siano i volontari, sull'intero reticolo idrografico regionale. Quindi qui stiamo guardando l'Isonzo perché forse è sotto gli occhi di tutti, ma nella realtà stiamo facendo interventi massivi di recupero di fauna ittica ovunque, e iniziamo ad avere anche difficoltà a capire dove reimmettere questa fauna ittica, perché se le condizioni di portata dei fiumi continuano a calare, le condizioni di trasporto iniziano ad essere sempre più difficoltose, contando che non è che quello che io recupero nell'Isonzo lo posso andare a portare in un fiume di montagna, devo anche capire dove può essere ricollocato in maniera che possa continuare ad andare avanti. Certo, l'unica soluzione sono le piogge, non abbiamo altre soluzioni. Bene, con questa intervista di Zanner chiudiamo questa prima parte di Screenshot, torniamo tra pochi secondi dopo la pubblicità. Ben ritrovati con questa puntata speciale di Screenshot dedicata agli incendi.
che sta devastando il Carso, ma sappiamo anche che esistono altri focolai nelle valli, nell'Alta Val del Torre, poi anche nella zona di Resia. Insomma, il Friuli Venezia Giulia che è ostaggio di questo fuoco, come ostaggi sono stati per un po' di tempo anche Daniele Paroni, possiamo dire, e Fabio Di Bernardo, che sono state, diciamo, tra le lingue di fuoco quasi di alcune abitazioni minacciate. Sono andati in alcune piccole frazioni di Doberdo del Lago a sentire le testimonianze di queste persone che hanno dovuto abbandonare le loro case, sperando che tutto non venga distrutto. Ovviamente la disperazione sentirete di questi residenti. Torneremo tra pochi minuti per i saluti. E questo è il sentiero della riserva naturale regionale dei luoghi di Doberdò e Pietrarossa. A poche centinaia di metri da me vedete la gigantesca colonna di fumo che sta invadendo Jamiano. Ci sono delle abitazioni che sono sfiorate dall'incendio e la situazione è in continua evoluzione perché la variabile in questo momento è il vento. Ma adesso andiamo a sentire alcuni dei residenti che di fatto sono stati sfollati, una trentina, e hanno raggiunto il centro visite di Gradina, dove passeranno sicuramente questa notte. Ecco signora, noi incontriamo la prima persona, una degli sfollati di Jamiano. Sì. Da quant'è che non dorme a casa sua? No, adesso siamo appena partiti da casa, siamo andati a registrarci lì, ci hanno detto che dobbiamo solo dire chi non è presente a casa, in modo che possano avvisare tutti, e adesso siamo... Quanta gente abita a Jamiano? Non so. Tanti, Non tanti, è un paesino piccolo, adesso scusate ma sono un po' sotto... Qual è la situazione nel suo paese? Diciamo che il fuoco anche a causa del vento si sta avvicinando, però per adesso non era intaccato, da quello che so io. Signora, si sta bevendo un bicchiere di acqua lontano un po' dal fuoco. Guardi, è stato molto impegnativo, comunque dobbiamo molto a tutte le forze dell'ordine, ai volontari, sia sloveni che italiani. Mi scusi però hanno usato talmente tanto fumo stamattina che adesso sono un po' provata. A casa sua è minacciata dalle fiamme? Sì, guardi, infatti sono venuta via, attorno alla casa è completamente bruciata, la casa l'abbiamo salvata, adesso speriamo che il vento non giri perché altrimenti è compromessa. Noi vediamo, questi sono tutti residenti a Jamiano, quanta gente vive da quelle parti? Ma io credo attorno alle 200 persone, adesso non glielo so dire bene, però sono tanti anche anziani. Le case sono un po' sparse, però sono tutte quante vicino al parco e quindi vicino agli alberi. Ci sono alberi molto alti, era molto secco tutto quanto e di conseguenza è stato un disastro. Stamattina si pensava fosse contenuto, ma poi il vento ha girato, è venuto verso le case, è stato un disastro. Signor Vladimiro, alle spalle vediamo Jamiano completamente invasa dalle fiamme. Lei è di Doberdò. Sì. Che effetto le fa vedere questo disastro? Pauroso. Qui abbiamo avuto già un paio di anni fa, qui ha bruciato tutto. Difatti qui non si vede neanche un ginepro perché quella volta ha preso da Selz, è andato fino a Marcottini. Qui non c'è un ginepro più. E adesso ha preso vicino alle case, quel è peggio. Questo è un vasto incendio che lascerà il segno? Sì, sicuro. Sicuro. Signora, lei dove ha la casa? Qua giù a Jamiano. La prima casa qua vicino al lago. Ed è minacciata fortemente? Non so, sto andando a vedere com'è la situazione. Ma lei è scappata da casa? No, semplicemente sono venuta via con i ragazzi, adesso vedo se c'è ancora mio marito lì. Signora, lei abita dove? A Jamiano. È molto preoccupata? Sì, sono abbastanza preoccupata, però spero in bene. Siete usciti tutti di casa? Siete tutti al sicuro? E diciamo che non so dove mio papà, mio fratello sta lavorando, probabilmente là sta dando una mano, penso, a tagliare legna e tutto. E adesso non so perché io ho finito di lavorare e sono venuta qua. Là non si può andare, no? No, là quello che mi hanno detto è tutto chiuso. Non so, adesso avevo piacere di andare là per vedere la situazione con me, anche se serviva una mano per qualcosa. Vediamo se mi lasciano andare con la troupe della protezione civile
la scuola, bus qualcuno. Senta, non era mai accaduto niente di simile, anche se è una zona caratterizzata da boschi. L'incendio nel 2003 era grande dietro sempre casa nostra, però in arco della giornata l'hanno chiuso. Però questo sembra, io spero che entro la giornata, prima che vada via il sole, che comunque lo spengono il più possibile, perché sennò domani un altro giorno, ma 3 giorni è un disastro. E voi avete animali a casa? No, per fortuna no, perché per me vedo che portano qua qualsiasi bestia, cani, ho visto pappagalli e tutto, comunque, cioè, insomma, non è piacevole. No? Ci sono anche tanti anziani, abbiamo visto qui al centro. Sì, perché a Sablici la maggior parte sono più anziani che anche loro, poveri da Yamian, adesso sono venuti qua e sì, sarà dura anche per loro, perché comunque tra caldo, adesso comunque il Covid non è che manca, adesso c'è anche quelli insomma che sta aumentando e tutti insieme qua non so. Da dove abita? A Yamiano. Siete stati gli ultimi, diceva? Ad andare via, penso. Perché non volevate mollare la casa? No, perché comunque ora stanno evacuando la zona. Ti può raccontare com'è la situazione? Praticamente le fiamme erano prima dietro la chiesa, poi hanno preso le montagne e abbiamo praticamente le fiamme che stanno circondando Yamiano. Dormirete qui? Non so ancora come sarà l'organizzazione, però comunque ci sono gli elicotteri che hanno la base con l'acqua, quindi speriamo che spengano presto. Senta, lei abita a Yamiano, quanto è preoccupato? Sì, è molto preoccupato, perché stamattina prima di andare a lavorare abbiamo sentito un po' di frastuono e sono arrivati gli elicotteri, 4 per la precisione, successivamente un Canadair, se ne è aggiunto un altro. Alle 9 sono andato via e dalle 6 del mattino che ha cominciato a buttare l'acqua e alle 9 pareva la situazione abbastanza sotto controllo. Verso le 11:30, mezzogiorno, mi ha chiamato mia moglie e ha detto guarda ci hanno chiamato perché bisogna evacuare tutti, c'è la mamma, ci sono i figli e tutto e siamo arrivati tutti quanti portati di forza, anche alcune persone che non riuscivano a camminare, caricati in macchina e li abbiamo portati qua. Adesso c'è un po' un sentimento di impotenza perché contro il fuoco poco si può certo, fare. Anche perché l'acqua non c'è, qua purtroppo il lago che d'inverno è pieno, adesso d'estate non c'è, con questa aridità non c'è nemmeno la possibilità di andare a recuperare l'acqua, meno male che c'è a ridosso del confine il pozzo e lì di acqua ce n'è tantissima a disposizione e abbiamo grazie a Dio anche il mare vicino per cui con gli aerei riescono a recuperarlo, però l'impotenza come dice lei è piena al 200%. Signora, lei ha dovuto lasciare la casa? Sì. No. Quanta paura ha avuto? Abbastanza, perché c'è ancora mio figlio che deve venire su e poi sono 7 nipoti in quella casa, perciò siamo in 10. Ecco, senta, vi ha portato la protezione civile qui a... No, siamo venuti sono venuta con mia nora. E il fuoco è lontano dalla sua casa o vicino? Vicino, abbastanza vicino, per quello ci hanno detto di andare via. Si è portato anche il suo cane? E il cane è di loro, sì, dei miei nipoti, comunque anche mio, certo. Lei ha fatto un salvataggio? Ho aiutato. Chi ha aiutato? Un amico e la mamma a portare il cane e il gatto via. Sì, così. Che cosa ha visto? Che situazione c'era? Tanto brutta, era tutto rosso, tutto pieno di fiamme, il fumo, non si respirava. Sì, 2 cagnoline. Mancano i gatti, sono rimasti in casa. Spero che non prenda fuoco la casa perché là è proprio un inferno. Un inferno, un vero inferno. Senta, quando avete capito che la situazione era fuori controllo? Ma io l'ho capito già ieri, perché 18 anni fa era sopra la monte e 18 anni fa si sentivano queste bombe, granate che esplodevano, le mine, e ho detto guarda qua arriverà fin qua, difatti stamattina ci siamo ritrovati così. Signora, appena arrivata da casa... Sì, sono venuti i carabinieri e a mia noi hanno detto di lasciare subito perché è pericoloso, meglio di venire qui in questa zona, che siamo tutti qui per stare al sicuro, speriamo di
non ce la faccio parlare. È sconvolta, eh? Sì. Sicuramente ti prendono così, vai via, non mi aspettavo, pensavo che ce la fanno perché comunque i ragazzi hanno fatto dalla mattina subito, presto, ci siamo comunque trovati con loro che lavoravano e speravamo che comunque riescono a domare queste fiamme, però il vento cambia direzione, si prende da una parte e si attacca da un'altra, è una cosa improvvisa e Il cane è agitato? è molto agitato, io ancora di più perché lui è un cane che... Ci sono altri cani comunque. Bene, vi ringrazio Daniele Paroni e Fabio Di Bernardo per queste toccanti testimonianze. A me non resta che salutarvi, augurarvi buona serata. Screenshot torna domani sera come sempre alla solita ora. Grazie, arrivederci.